Presidente Frigato, un altro incontro a Portoviro, come valuta questa serata e finalmente secondo lei si è fatto chiarezza sui tanti dubbi che sono sorti con questo cambiamento che è epocale, però sembra che la gente la stia assorbendo in maniera positiva. Ecco sì, buonasera, questa sera ci troviamo a Portoviro con i consigli vaccino per un refresh, appunto come dicevi, sulle tematiche del nuovo sistema di tariffazione. Abbiamo un ottimo riscontro da parte dei cittadini, sia di quelli che sono già partiti l'anno scorso, ma che quest'anno sono partiti dal 1° aprile per le utenze domestiche, invece dal 1° di luglio per le utenze non domestiche, e vediamo che c'è comunque riscontro, c'è partecipazione agli incontri, ma soprattutto c'è ancora qualche dubbio che deve essere chiarito. Siamo qui appositamente per il territorio, come dico sempre io, siamo a disposizione del territorio, ma per il territorio, quindi siamo sempre disponibili, al di là dei nostri canali informativi, a dare tutte le risposte possibili ai vari dubbi. Stiamo riscontrando però, come dicevi, che ormai si sta un attimino sottigliando il cattivo andamento della differenziata che fino ad oggi ha caratterizzato la provincia, ma non dal punto di vista del comportamento degli utenti, ma per magari una qualche imprecisione nel capire come va fatta la differenziata. Quindi dati alla mano che ci confortano, ma anche ci accompagnano in questo percorso, che vedrà ancora qualche data prossime anche per finire a Rosolina, e stiamo appunto registrando dei dati molto incoraggianti. Quindi questo è un sintomo di utente che vuole fare una buona differenziata, la sta facendo, sicuramente la miglioreremo ancora, ma da parte nostra non dobbiamo fermarci, ma dobbiamo continuare nella comunicazione e quindi dare sempre più informazioni all'utenza. Ecco, nell'Alto Polesine ormai si è raggiunto mediamente l'80%, in Basso Polesine avete raggiunto gli obiettivi che volevate? Secondo quanto avevamo previsto sì, ci stiamo avvicinando però piano piano, perché comunque l'Alto Polesine ha diciamo a loro favore che hanno iniziato prima, quindi hanno avuto più tempo per potersi adattare, capire e modificare i propri stili di vita. Qui nel Basso Polesine, secondi a nessuno, stiamo sicuramente ottenendo gli stessi risultati, li otterremo sicuramente per arrivare alla provincia a raggiungere i dati sperati. Sono certo che tutti con un pochissimo sforzo daranno un contributo tale per raggiungere questi obiettivi, e sono certo che la provincia di Rovigo si distinguerà sicuramente.